Il trasporto pubblico e nel Vicentino parliamo di SVT su un ipotetico banco degli imputati quale luogo di più facile diffusione del virus. Nelle ore di punta, soprattutto quelle di entrata ed uscita da scuola oppure di ingresso al lavoro, è stato inevitabile assistere ad assembramenti alle fermate con i pullman di SVT strapieni, situazioni di cui anche noi di Rete Veneta abbiamo più volte reso conto e che hanno fatto lanciare grida d'allarme e richieste di interventi. Serve un potenziamento che metta in fila lo Stato ovviamente, ma la Regione che ha un ruolo fondamentale nel trasporto pubblico in rapporto con gli enti locali. Si pensi per esempio ai tantissimi bus turistici che oggi sono fermi. Un'opzione che SVT ha colto al volo grazie anche alle risorse integrative erogate con il TPL, il piano del trasporto pubblico locale, implementando la propria flotta di 80 autobus prima destinati al turismo. Dall'erogazione dei fondi a oggi siamo riusciti in poco tempo a incrementare il numero degli autobus nelle ore di punta. Mezzi che entreranno progressivamente in servizio da lunedì prossimo, 26 ottobre, di cui 37 saranno in rinforzo delle corse del mattino, 43 per quelle del pomeriggio. Saranno inseriti sulle linee di maggiore intensità verso i centri studi di Schio, Bassano, ma anche Arzignano e Valdagno, almeno fino al 23 dicembre. Pullman che vanno ad integrare i 25 già in servizio dal 1 ottobre. Flotta rinforzata, ma si attende ancora l'orario definitivo delle scuole. Anche con questi nuovi mezzi, le criticità saranno ridotte solo quando entreranno in vigore e saranno rispettati gli orari scolastici definitivi, così da evitare dispersione dei mezzi in servizio.